Amici bellini, l'Atalanta non si ferma più e quindi noi adesso dobbiamo rispondere all'Atalanta e abbiamo la rivincita con la Lazio, quindi non c'è conferenza, ovviamente non ci poteva essere, quindi facciamo noi il prepartita come al solito, lo facciamo un po' diverso perché ascoltiamo solo adesso la possibilità di ascoltare le parole di Conte in conferenza post Lazio mentre ce la giochiamo con i titolari ovviamente e vediamo un pochino cosa succede. Benvenuto Ivano, vedete che qualche cosa di nuovo sta succedendo, qualche cosa carina così. Lasciate un like a prescindere da tutto e da tutti e cominciamo. Allora, spostiamoci dall'altra parte e una cosa sfiziosa, hanno messo Ollie e Benji su eFootball, di conseguenza io mi esalto perché la mia infanzia torna a galla e mi diverto tantissimo, quindi se qualcuno avesse voglia di divertirsi con me, io porterò parecchio gameplay di questa roba qua perché c'è Messi, Ollie, c'è Oliver Kahn che è quell'altro, insomma credo che sia divertentissimo, lo scopriremo adesso, quindi seguitemi su il canale Fluidzot che è il mio canale di gaming vecchio antico dove parlo un po' in inglese e un po' in italiano, è un macello ma questa è una comunicazione di servizio. Andiamo a fare la nostra partita, siamo in casa e dobbiamo sfruttare, questa non è una cosa banale, dobbiamo sfruttare le partite in casa perché ci hanno bloccato le trasferte. Pare che insomma a Torino qualcuno del Napoli ha provato a entrare senza biglietti, tafferugli, problematiche, ci hanno bloccato mi pare 3 trasferte male proprio. Stato di forma è l'unica cosa che possiamo controllare. Meret bene, Lobotka bene, quindi bene così, Rafa Marin bene, Raspadori vabbè, lasciamo perdere. Mazzocchi infortunato, Mario Rui fuori lista, la Lazio potrebbe essere questa ma non lo sappiamo. Cominciamo e ascoltiamo le parole di Conte. Sì, buonasera. Se doveva essere un'occasione, una possibilità per chi ha giocato di meno, non voglio dire per il Napoli 2 ma per l'altro Napoli, esce deluso stasera? No, assolutamente, non si tratta di delusione, c'è il fatto di essere usciti da una competizione, questa comunque ci deve portare delusione e interiormente comunque una arrabbiatura, questo è fuori dubbio. Fuori dubbio. Poi sapevamo sicuramente che fare questa determinata scelta è inevitabile che poteva portare dei rischi, però ripeto, per noi dovevamo comunque fare una scelta perché come ho detto tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare in una partita ufficiale se non l'ultima partita contro il Palermo, lo stesso in Coppa Italia, e per un processo di crescita, da uno step, per un percorso tu comunque oggi avevi bisogno di testare e di vedere, dare l'opportunità comunque a dei calciatori, a tutti i calciatori che si impegnano e che danno l'anima durante la settimana. Danno l'anima, questo anche per merito loro, se in campionato comunque siano partiti così bene in classifica, poi ripeto, era giusto vedere, valutare, c'è sicuramente dispiacere uscire dalla competizione, però ripeto al tempo stesso c'era la necessità comunque di fare delle valutazioni. Monica Studio. Massimo Mauro. Antonio, credo che se lo chiederanno tutti, no? Quindi ce lo chiedo anch'io, ciao Antonio, ma era proprio necessario proprio tutti, cioè cambiarne così tanti? Domanda titolare, che condivido. Quelli che cosiddetti titolari non c'era proprio nessuno. Guarda Massimo, era noi uno step che dovevamo fare assolutamente, l'abbiamo fatto contro il Palermo, abbiamo vinto 5-0 e contro il Palermo ed è andato tutto bene. Ripeto, quale altra occasione c'è per testare o comunque dare la possibilità a questi calciatori? Anche perché poi ripeto, stiamo parlando di un gruppo di ragazzi che si allenano in maniera importante, lo stanno facendo da 5 mesi. Se non dai l'opportunità neanche di un minuto di giocare a questi ragazzi è inevitabile che poi alla fine il gruppo lo perdi nell'intensità, ma io sono d'accordo, nell'applicazione, anche perché poi ripeto
puoi parlare, dire quello che vuoi, state migliorando, cioè anche in un percorso uno deve anche capire la rosa a che punto sta e fare comunque delle valutazioni. Detto questo, voi è giusto che vi facciate le vostre domande, io è giusto che abbia la mia visione e cerco di fare le cose migliori possibili per cercare, ripeto, di costruire qualcosa. Per costruire qualcosa tu devi sapere che cosa hai, altrimenti stiamo parlando di niente, ecco. Vabbè, non mi ha convinto qua. Quella di Andrea Ranocchia. Ciao mister. Sì, ciao Andrea. Ma al di là, insomma, è giusto, la penso come te, anche perché poi io quando giocavo per te ero anch'io uno di quelli lì e comunque credo che è un discorso giusto, ma parlando della partita a livello tattico, cos'è che ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto invece? Sapendo delle difficoltà di... Guarda, a livello tattico... Sì, ho visto un pochettino anche le statistiche, la partita comunque è stata equilibrata perché alla fine abbiamo avuto il 50% di possesso, cioè ce lo siamo diviso, anche le conclusioni... Questo sono d'accordo. Gli angoli sono stati gli stessi. Forse ecco, magari dovevamo fare un po' più attenzione sui gol concessi. Ecco, lì dovevamo fare un po' più di attenzione. E poi sicuramente il terzo gol pronti via all'inizio del secondo tempo, quello ci ha totalmente tagliato le gambe. Però ecco, devo trovare un qualcosa, sicuramente abbiamo concesso 3 gol e dovevamo comunque potevamo fare di più secondo me in alcune situazioni e cercare di migliorare. Ultimissima di Minonati. Una riflessione per Antonio. Ciao Antonio, siccome dicono, no? È opinione comune, ciao Antonio, che dicono che non avete le coppe europee, quindi siete molto più lanciati sul campionato. Adesso non avrete nemmeno più la Coppa Italia, vuol dire che sarete ancora più lanciati sul campionato, quindi ancora un po' più favoriti? Mo' son cazzi. Guarda, noi dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi, quindi poi si dice non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire o peggior cieco di chi non vuol vedere, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada e niente, quindi lasciamo agli altri le considerazioni e continuiamo a lavorare perché comunque abbiamo iniziato il percorso, ripeto, c'è da costruire e continueremo a fare tutte le cose per cercare anche di abbreviare questo percorso e ripeto, scorciatoie nella vita non esistono, tu le devi fare appunto e basta, se ti sta bene, altrimenti cambi, va bene? E allora contro Buonasera a andare tutti. a lavorare e comunque complimenti per quello Va che bene. stai facendo. Bello che proprio l'intervista si è chiusa a fine primo tempo, va bene. Poi però c'è la conferenza. Se non vedo più un progetto intorno a me, è chiaro che io poi mi sgretolo un po' di fiducia. E poi c'è stato... Non si può pensare ecco, di farsi il segno della croce e sperare che non succedano infortuni perché non sai alla fine dietro che valore c'è, reale valore. E quindi infatti quando continuo a parlare di costruzione e di percorso mi riferisco a questo perché comunque noi siamo stati molto bravi e anche fortunati fino adesso ad avere un solo infortunio muscolare di Mazzocchi e alla prima giornata si è fatto male a livello traumatico Buongiorno, poi praticamente non abbiamo avuto neanche un infortunio e noi oggi era chiaramente un test importante perché volevamo andare avanti come ha detto lei, proprio perché andare avanti in Coppa Italia significava comunque avere come minimo un'altra partita, anche se sarebbe stata un'altra partita probabilmente, non lo so se in trasferta o cosa, visto che il piazzamento dell'anno scorso è la formula della Coppa Italia. E B, ripeto, è stata una scelta ponderata, i ragazzi meritavano di avere questa opportunità e dispiace perché tutti quanti volevamo andare avanti
in questa competizione. Però diciamo che poi facendo anche la valutazione della partita io ho visto un po' anche le statistiche, è stata molto equilibrata, cioè non è che loro a livello di tiri, a livello di possesso, a livello di conclusioni, solo che abbiamo forse concesso nei 3 gol, ecco, potevamo fare qualcosa in maniera migliore. Poi per il resto c'è stata grande applicazione, grande voglia, grande determinazione da parte di tutti e niente, complimenti alla Lazio che è andata avanti. Conferenza stampa di Antonio Conte. Buonasera mister. Buonasera. Per uno scherzo del destino si ritorna in campionato con la Lazio. Sì. Sarà un'altra partita completamente diversa. Sai, sarà un'altra partita, sicuramente sarà una partita diversa di campionato, giocheremo in casa, oggi abbiamo giocato in trasferta ed è un'altra competizione. Sarà una partita tosta perché la Lazio è sicuramente un'ottima squadra, è una squadra forte, è attrezzata per fare anche l'Europa League, è anche una rosa comunque di valore e l'ha dimostrato anche oggi. Però è inevitabile che noi cercheremo, ecco, di fare la nostra partita. Certo. Ponderata, insomma, dovevo testare questi giocatori, però le chiedo, è rimasto deluso poi dalla risposta che hanno dato questi giocatori? C'è un tanto gap tra i titolari e i giocatori che ha schierato questa sera? No, guarda, no, assolutamente deluso no, perché sarei rimasto deluso se non ci fosse stato impegno, applicazione, volontà, quelle ci sono state tutte, quindi assolutamente non posso essere deluso da quello che ho visto, anche perché comunque i ragazzi avevano voglia, tutti quanti noi avevamo voglia di passare il turno, però ripeto, era giusto fare questo tipo di partita, anche perché c'è una stagione davanti a noi, è passato solamente un terzo ed era giusto vedere un pochettino i progressi da parte di tutti quanti, soprattutto da parte di chi partecipa attivamente durante la settimana, e quindi anche merito loro se comunque siamo partiti bene, così bene in campionato. Però al tempo stesso era importante capire che e fare tutti delle valutazioni serie, ecco, quindi le abbiamo fatte, ecco. Io sono d'accordo con semplicemente non lo fare tutti insieme, ne metti 5 e stavamo tranquilli. Vabbè. Poi al 50esimo la Lazio fa 3-1. Si poteva sostituire qualcuno prima e cercare di recuperare la partita per una partita di eliminazione diretta? Grazie. Sì, ma stiamo parlando sempre delle valutazioni. Dopo 50 minuti tolgo un giocatore o ne tolgo 5. Che faccio una valutazione su cosa? Su 45 minuti? Su 50 minuti? Vedi questo? No, fermi. Cioè, che senso ha? Qua è proprio la risposta che Conte che mi fa incazzare, perché tu veramente hai preso questa partita di eliminazione diretta solo per valutare i panchinari, solo per valutarli. Cioè non te ne fregava niente di recuperare la partita. Che faccio? Cambio al 50esimo e che ho valutato in 45 minuti. È questo che mi fa più incazzare, che proprio il risultato finale non ti interessava. È l'unica cosa che proprio non sopporto. Poi aggiungo, Fiorentina con i titolari è uscita lo stesso, quindi non è detto. Potevi tranquillamente perdere anche con i titolari e poi te li ritrovavi stanchi per la partita di domani. Questo è il dopo, è il senno del dopo, non si può fare. Idem, se domani vinciamo, tutti quanti che vorranno difendere dice hai visto, abbiamo vinto perché non hanno giocato giovedì. Non lo sai, perché ci sono squadre che si fanno le coppe, giocano, alternano pochi giocatori e continuano a vincere. Quindi questo neanche me lo potete dire se vinciamo così. Se perdiamo, speriamo che non perdiamo, però devo fare un po' di cambi. Sì, ma la partita al 70esimo abbiamo fatto i cambi per cercare di recuperare, ma ripeto, la partita, il risultato era importante, ma era importante anche, ripeto, fare delle valutazioni. Poi l'ho vista in questa maniera, l'avevo vista in questa maniera col Palermo, ripeto, per noi era importante in questo percorso
cercare di fare delle valutazioni. Le valutazioni le fai in 45 minuti, 50 minuti, con tutto il rispetto. Avrei mancato anche di rispetto nei confronti dei calciatori e sarebbe stata una bocciatura sonante, no? Quindi mettetevi un po' anche... Ma è difficile mettersi... Ok, è giusto che mi facciate questa domanda. Bravo Conte, renditi conto che non stiamo nella tua testa. Ha creato con il lavoro di quest'anno, ha fatto sì che il Napoli quasi mai pigliava tiri dall'interno dell'area. Stasera qualche gol purtroppo è arrivato anche dall'interno. Quasi mai pigliava. Ecco, per quella competitività nei vari ruoli che lei ha dichiarato serve per accrescere il progetto e la costruzione. Questo lo posso dire io. Possiamo dire che magari nel reparto difensivo il livello è un po' più ampio tra chi gioca di più e chi gioca di meno rispetto ad altri reparti. Grazie. Ma guarda, ripeto, queste sono partite dove noi Bravo faremo delle valutazioni e quindi dopo questa partita voi farete delle vostre valutazioni, io farò le mie valutazioni, il club farà le sue valutazioni. Ripeto, Il club. Questa partita era proprio per fare le valutazioni, però ripeto, le valutazioni sono sempre soggettive e quindi io posso rispettare le vostre valutazioni, però quelle più importanti sono le valutazioni che farò io e il club, ecco. Vedi, quando lui parla del club, parla in continuazione di calciomercato. Stanno tra l'altro uscendo molte notizie di calciomercato che adesso possiamo anche leggere insieme e valutare, perché alcune cose non mi tornano, ma ci arriviamo. Considerazione sulla prestazione, sull'evoluzione un po' del campionato, della stagione di Raspadori, che questa sera ci si aspettava una risposta in più, soprattutto per quanto riguarda l'apporto offensivo da parte sua, e invece sembra faticare sempre di più. Grazie. Ma guarda, adesso non penso che sia giusto scendere nei dettagli, nei singoli, perché ripeto, alla fine i ragazzi si sono impegnati tutti e tutti hanno dato il massimo. Questo, ripeto, sarei rimasto deluso se non ci fosse stato grande impegno. L'impegno c'è stato da parte di tutti quanti hanno fatto il massimo, hanno cercato comunque di dare il loro apporto. Poi è inevitabile, c'è la partita, magari chi ha fatto meglio, chi ha fatto un po' meno meglio, ripeto, delle valutazioni che è giusto che ognuno poi faccia. Gioca un po' di più, penso a Gilmour, Neres, Mbong, Simeone, e chi un po' meno, penso Floruscio, Zerbin, Rafa Marin. La sua valutazione su quelli che Floruscio e Zerbin erano al primo minuto in questa stagione, come le ha viste? Guarda, come ho detto prima, rispondo chiaramente, non mi sembra il caso di andare sui singoli, anche perché non è giusto. C'è sempre una prestazione di squadra da giudicare. Ripeto, l'impegno è stato massimale da parte di tutti e da questo punto di vista sono soddisfatto, molto soddisfatto. Poi per le altre cose, ripeto, è giusto che poi ognuno faccia le proprie valutazioni, ecco, che non entro nei dettagli perché, ripeto, non sarebbe assolutamente giusto, però oggi abbiamo comunque un qualcosa in mano in più rispetto a prima che avevamo zero, e questo penso che comunque sia importante. Va bene, Conte. Voglio usare Messi. Maro, è bellissimo, ma non perdiamoci in chiacchiere. Amici bellini, voi perdonate, sono un po' rosso, ma è una questione che sto smanettando con i settings, quindi non vi preoccupate. Insomma, bene, vinciamo 3-0, quindi è tutto a posto. Conte non ha dato titoli in conferenza e non ha dato soddisfazione, però quello che è chiaro, cioè ha confermato quelle che erano le mie intuizioni di ieri, insomma, che non gli interessava affatto andare avanti, ma gli interessava testare significa anche se poi falliscono significa chiedere ancora qualcosa sul mercato. Se invece non avessero fallito si poteva pensare allora tieni una squadra più forte, quindi è un win-win per Conte, perché dice la pressione non me la potete dare perché io con 11 giocatori non devo essere per forza il favorito, e non c'era bisogno di questa partita per dirlo. Conte, ahimè, che lo dico e lo posso ripetere, quindi va bene così. Ovviamente qua in campo ci vanno i titolarissimi senza che nemmeno ve lo faccio vedere, ma eccoli qua.
La cosa positiva è che probabilmente abbiamo avuto buone vibes da quelli che probabilmente ci aspettavamo già, cioè Neres bene fondamentalmente, quindi può rientrare nelle situazioni, ecco perché il fatto che vi diceva allora non ti serve l'equilibrio, non gli serviva l'equilibrio, gli serviva di valutarli individualmente. Gilmour benino, però non benissimo secondo me Spinazzola. Insomma Zerbin fa quello che può, ma insomma questi siamo, ragazzi, questi siamo se siamo bravi, se miglioriamo, perché c'erano i margini di miglioramento che possono aumentare. Lukaku può aumentare il suo rendimento, Kvara e McTominay possono cominciare a conoscersi meglio e a scambiare meglio, Oliveira sta crescendo quindi può dare una grossa mano, servirà la continuità di Anguissa perché non abbiamo un sostituto di Anguissa. E per quanto riguarda il mercato, per sfizio, perché so che è un argomento che fa piacere a Conte, non so alla società, ma a Conte sicuramente fa piacere, qua riporto, si continua a parlare di Dorgu, siamo sicurissimi che a Conte interessa Dorgu, però se parlano di 40 milioni la vedo un po' complicata. Poi si sta parlando di Luis Felipe, 27 anni. Italo-brasiliano. Poi dobbiamo che questo mi pare che è quello là che stava in Arabia, ma dobbiamo andare a capire. Gli altri nomi: Kivior dell'Arsenal, Diego Coppola, ventenne, attenzione a questi nomi dei ventenni. Under 21 Martin Vitic, questo era già in orbita a Napoli, quindi è molto probabile, 21enne dello Sparta Praga. E Danilo non lo so perché non mi sembra il caso, però Danilo può entrare se esce Juan Jesus. Vitic, Diego Coppola possono entrare al di là di Marin perché poi diventano quelli under 21 e quindi non occupano liste. Questa è la chiave, perché se mi parlate di Luis Felipe, 27 anni, con Mario Rui già fuori lista, qualcun altro deve uscire. Allora quando parliamo di mercato non possiamo mettere che compriamo per forza, servono delle uscite. Chi può essere papabile per le uscite? Escludiamo in questo momento Simeone, che si sta guadagnando il posto di vice Lukaku e qualcosa in più. Probabilmente Raspadori, il Napoli che è tornato a questo 4-3-3, vado in difficoltà a vederlo fare il vice Anguissa, vado in difficoltà a vederlo fare il vice Kvara, il vice Lukaku, è difficilissimo. Anche il vice McTominay, fisicamente, tecnicamente, la vedo proprio difficile, quindi Raspadori in uscita. Quello che però dico io, e che dice anche Conte, io non voglio indebolirmi, io aggiungo, non voglio rinforzare gli altri. Cioè se Raspadori lo chiama De Zerbi, va bene, vai in Francia e sviluppa tutte le tue potenzialità, ma non lo dare a Motta e non risolvere un problema alla Juve. Che vi piaccia o no Raspadori, gli risolvi un problema perché la Juve sta inguaiata con Vlahovic che non funziona sempre, con Milik sempre infortunato, gli risolvi un problema. Non dobbiamo risolvere problemi alle nostre competitor. Quindi può uscire Raspa, può uscire un Fororuscio se non ha convinto al 100%, e quindi si deve fare qualcosa a centrocampo, si deve fare sicuramente qualcosa in difesa, si deve ragionare su Spinazzola, sui terzini, perché comunque sei rimasto con Mazzocchi vice di Lorenzo. Mazzocchi è questo jolly che ti puoi giocare nel finale di partita, il che va bene averne uno così, però l'altro è Zerbin, vi convince Zerbin? Insomma, Conte vorrebbe schioccare le dita e avere tutto a gennaio, e io per una volta vi dico, in questo caso difficile, non mi posso mettere a protestare con il Napoli e con la società se non facciamo altri 5 acquisti a gennaio. A quel punto lo scudetto me lo devi portare per forza. E invece no, io non voglio dare questa pressione a Conte, perché il primo anno e non se la merita. Conte ci deve portare in Champions League in pompa magna. Per andare in Champions League è bene lottare per lo scudetto, quindi stiamo là davanti. Resta il dispiacere di essere usciti volontariamente dalla Coppa. Se uscivi perché la Lazio era più forte, che vuoi dire? Adesso prendiamoci questa rivincita. Bello pur Biol, Kenneth Taylor pure si stava parlando. Insomma, Goretzka non viene. Amici bellini, lasciate un like perché andiamo velocissimi verso Napoli-Lazio, partita che diventa fondamentale per l'umore della piazza e l'umore dei calciatori, che adesso hanno una voglia anche di prendersi una rivincita. Ho sentito Simeone molto amareggiato
perché quella era proprio l'occasione anche per lui e tutti con lui di avere più minuti in campo, e io spero che con questa, con l'uscita, ecco, chiudiamo con una speranza positiva. Siamo usciti dalla Coppa, benissimo, adesso per non perdere il gruppo, che devono continuare a essere sparring partner dei titolarissimi che hai, e lo accetto, adesso coinvolgili un po' di più, facciamo qualche cambio un pochino più presto, ogni tanto un uomo cambialo negli 11 titolari, mi va bene anche Kvara al posto di Neres, Kvara in panchina, Neres dentro, mi va bene che mi fai giocare un pochino Ngonghe al posto di Politano, Simeone al posto di Lukaku, alternami qualcun altro, che sono fornuto e che gli altri non mi fido nemmeno io, però durante la partita, capisci? Perché altrimenti i panchinari li perdi, si deprimono completamente e non è il caso. State live per la prontezza della live di domani, perché tutto apparirà, ci sono delle sorprese perché sto organizzandomi tecnicamente per fare delle cose. È stato un imprevisto che potrebbe essere un'opportunità. Ricordate, gli imprevisti, i problemi possono diventare opportunità. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Il like l'avete lasciato? Sta pure il pollicione, lascialo dai.